34 anni di reclusione per la morte di Shinpei Tominaga, questa è la pena complessiva chiesta dal pubblico ministero Laura Collini per i 3 giovani trevigiani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso aggravato dai futili motivi e lesioni personali. Le richieste sono suddivise in 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 anni per Abdallah Jouma e 10 anni per Daniele Vedam. Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, dopo aver ascoltato le richieste dell'accusa e le arringhe degli avvocati di parte civile e della difesa, ha rinviato per la lettura della sentenza al 10 giugno. Il giudizio si svolge con il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. L'udienza di oggi è durata 6 ore con una breve pausa all'ora di pranzo. In aula presente per la prima volta Daniele Vedam, difeso dall'avvocato Tino Maccarrone, accompagnato dai genitori. Vedam, oltre ai reati di omicidio preterintenzionale e lesioni, è accusato anche di minacce con l'uso di un coltello. È sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Conegliano Veneto, dove invece si trova Samuele Battistella, difeso da Stefano Arrigo, agli arresti domiciliari, mentre Abdallah Jouma è in carcere a Treviso, dopo aver violato 2 misure cautelari più lievi. Jouma ha seguito in collegamento video dal penitenziario la discussione nell'aula del GUP, dove c'era anche Giuseppe Venturini, l'amico di Shinpei Tominaga, che fu a sua volta aggredito dai 3 ragazzi nel buonissimo kebab di Via delle Pelliccerie, dove Battistella colpì Tominaga provocando la caduta e la successiva morte dopo qualche giorno di agonia in ospedale. L'avvocato Alberto Tedeschi tutela come parti civili moglie, fratello e figlio di Shinpei, oltre allo stesso Venturini. Nel suo intervento ha chiesto 800.000 euro di risarcimento danni. L'altra parte civile, l'ucraino Alexander Petrov, malmenato davanti all'osteria Teresina e al bed and breakfast Sarpi 21, dove i trevigiani alloggiavano, era rappresentata dall'avvocato Esther Soramel in sostituzione di Anna Caserta.